Sai che cosa penso? Non ci dovrei cascare, ma poi prevale la mia voglia di cioccolata, latte, panna e brie. Alla burrata e allo stracchino dovrei dire di no, ma non riesco veramente a trovare la forza di rinunciare. Poi succede che c'è tanta aria fuori e dentro me che fa rumore, sì, e mi fa male da impazzire perché non riesco a digerire di quel rumore. Sì, c'è un'altra cosa imbarazzante, è che il suo odore è inquietante, ora so perché. Me l'ha spiegato il medico in ospedale, che il lattosio a me fa male, perché per digerirlo serve quell'enzima che il mio corpo non può creare. E insieme a forti crampi addominali c'è qualcos'altro in me che sembra cambiare. Sorge un'urgenza da dover sbrigare, a cui non posso proprio rimandare. E succede che passo la notte fra tazza e bidet e fa rumore, sì, e mi fa male da impazzire perché non riesco a digerire quel rumore, sì, è sempre il segno incontrastante che ho già sporcato le mutande e so perché. Questo pezzo lo voglio dedicare a tutte quelle persone che, come me, sono costrette a ordinare il cappuccino con il latte di soia, o peggio, la pizza con la mozzarella di riso. La gente ci critica perché pensa che le nostre siano scelte sofisticate e non sanno invece che noi lo facciamo anche per loro, per tutelarli, perché per fare rumore, sì, e non lo posso sopportare questo silenzio innaturale. Mi manca un enzima, lo capisci? Ma cosa ridi? Maleducato. E fa rumore.